Perfetto, qual è stata la decisione? La decisione è lasciare tutto immutato, quindi l'orario è confermato, 20:45 per la partita Udinese-Napoli e molto probabilmente la squadra, arrivando il giorno prima, sosterrà anche durante la giornata di giovedì, per permettere poi di tornare con un volo a Napoli. C'è anche l'incognita partita di domani, quindi cioè, il Napoli potrebbe festeggiare già prima lo scudetto. Sì, infatti comunque il dispositivo anche più che di vigilanza, ma comunque come dire, di cinturazione della squadra verrà già attivato da domani. Quindi comunque sono stati richiesti dei rinforzi alla segreteria, al Dipartimento di PS, perché comunque ci sia un ulteriore rafforzamento della vigilanza, della sorveglianza, ma nessun problema particolare di ordine pubblico. Ovviamente si spera e si auspica che non ci siano contrasti con le tifoserie e con la tifoseria dell'Udinese. Questo è l'auspicio che tutti ci siamo rivolti, e anche la società udinese comunque si attiverà perché ci sia sicuramente un'attività di mediazione nei confronti dell'Udinese. Perfetto. Udinese-Napoli è una partita che il passato ci insegna è sempre molto particolare, osservato speciale, ci sono stati degli arresti negli anni scorsi, seguito degli scontri, c'è qualche aspetto sul quale voi ponete in modo particolare l'attenzione, qualche zona, qualche area, qualche aspetto osservato speciale? È una valutazione che ovviamente fa la questura, attraverso cui anche settori e le sezioni specializzate che comunque si confronteranno con gli ultra udinesi, ma in questo ecco la società Udinese Calcio sicuramente ci darà un apporto. Dovrebbe essere una festa o comunque una tranquilla occasione di confronto di due tifoserie che so che sono spesso state contrapposte, ma in questa occasione non ci sarebbero nemmeno le occasioni per avere, come dire, astio o tensione. Bene. Ci sarà anche un maggiore sfruttamento di forze da parte delle società Questo è stato richiesto, comunque sì, insomma, l'impegno è che tutto venga garantito con la massima tranquillità, ripeto, è un'occasione di tranquilla festa che da 33 anni è aspettata, ma insomma, per me è un'occasione unica, però sicuramente sarà anche un'occasione unica per la città di Udine. L'afflusso e il deflusso rispetto al solito sono state adottate misure particolari? C'è un tavolo tecnico che è stato comunque, che viene coordinato dal questore, che ovviamente alla stregua di quello che è successo ieri insomma, è stato già prontamente attivato. Voi avete notizie di arrivi in forza, in massa di tifosi anche da Napoli? Beh, a parte quelli che avevano la possibilità, che sono 1500, quelli perché residenti in Campania, abbiamo e sappiamo che comunque lo stadio sarà riempito molto, più che per la metà da tifosi campani, cioè tifosi del Napoli non residenti in Campania. Quanti? Quindi si stimavano 10.000 tifosi del Napoli e quindi insomma, diciamo che almeno la metà dello stadio sarà occupato da tifosi del Napoli, almeno.